Questo dato mi ha lasciato senza parole, per cui fermati, fai una pausa e guarda questo video. Lo sapevi che un incidente stradale su 6 è dovuto alla guida distratta? E per guida distratta intendo l'utilizzo dello smartphone. Oggi voglio mostrarti quanto può essere pericoloso il suo utilizzo al volante e lo farò qui, nel mio ambiente naturale, la pista, a bordo di un kart in un semplicissimo time attack. La prova è facile, farò un giro di pista senza cellulare in mano, mentre un altro lo farò usando lo smartphone. Quante differenze ci saranno? E già dalle prime curve la differenza è evidente. Senza telefono riesco a guidare senza particolari problemi, mentre con lo smartphone faccio fatica avendo una mano impegnata e lo sguardo distratto. In questo tornante l'uso del telefono mi fa fare una traiettoria molto pericolosa. Pensate ad un tornante di montagna affrontato così. Cosa accadrebbe? Mentre con due mani salde sul volante la guida è sicura ed efficace. Ma forse il pericolo principale è la distrazione. Curva secca a sinistra, senza smartphone è passata in sicurezza. Mentre ecco cosa può succedere con lo sguardo distratto dal cellulare. Credo che le immagini parlino da sole. Guidare richiede riflessi pronti e capacità di attuare tutte le manovre possibili con l'utilizzo di entrambe le mani. L'utilizzo dello smartphone non solo tiene impegnata una delle due mani, ma soprattutto distrae il nostro sguardo e rallenta i nostri riflessi. Ed è questo uno degli obiettivi della campagna Fai una pausa di Regione Veneto e Vivo Bene Veneto. Diffondere la cultura della sicurezza stradale affinché certe notizie si sentano il meno possibile.